È la realtà produttiva nel cuore di Venezia che fattura quasi 1 milione di euro all'anno. Da 50 anni dal lavoro a 10 famiglie. Il suo fondatore, Giorgio, 80 anni, è ancora attivo in questa che è la falegnameria più famosa del capoluogo lagunare e tra le più note al mondo. Eppure, dal 2012, il comune con il demanio le ha dato il ben servito. Siamo nell'ex cantiere ACTV all'Arsenale a Sant'Elena, dove c'è un paradosso. La storica falegnameria Girelli, con il suo proprietario Mauro, risulta di fatto abusiva, clandestina. Cosa è successo? Non abbiamo più un contratto d'affitto, lo stiamo attendendo, sperando che qualcuno si voglia degnare di dire rimanete, ve lo rinnoviamo, andate via. Non si sa, non si sa. Mauro, il figlio del titolare, racconta di essersi recato a Roma per avere notizie sulle sorti dei 1.000 metri cubi della falegnameria di famiglia, visita però andata a vuoto. A suo dire nessuno infatti, al pari dell'assessore veneziano Simone Venturini, gli ha detto il perché il contratto d'affitto non gli viene rinnovato da ben 8 anni. Quindi programmi aziendali bloccati, eventuali assunzioni bloccate, con la prospettiva magari anche di chiudere. Attività che con i suoi macchinari di alto livello esporta il suo prodotto in tutto il mondo, con in testa America, Giappone, Cina ed Europa. Ma senza andare troppo lontano, è la stessa che ha ridato lustro ai palazzi della regione. Palazzo Ferrofini, Palazzo Balbi, tutte le sedi della giunta regionale del Veneto qui a Venezia e Mestre. Falegnameria in precedenza già sfrattata per dar posto a un ristorante e ora qui a Sant'Elena sembra per 250 nuovi alloggi per turisti. L'accusa dell'imprenditore Accafarsetti rea di non aiutare gli ultimi grandi artigiani rimasti in laguna. No, non siamo mai stati tutelati. Non siamo mai stati tutelati perché uno alla volta ci hanno mandato via dalla città. Chi per un problema, chi per un altro, ma comunque siamo sempre stati non considerati, ecco, non considerati. Se nuovamente sfrattati, dice l'artigiano, nella migliore delle ipotesi l'attività di famiglia se ne andrebbe per sempre da Venezia. Il suo messaggio direttamente al sindaco Brugnaro. Si potrebbero unire le forze degli artigiani che hanno ovviamente problemi nel centro storico, si potrebbero coinvolgere assolutamente l'università di architettura, si potrebbero mettere dentro delle start-up di ragazzi giovani che abbiano voglia di dare anche loro qualcosa, uno stimolo nuovo a questa città, perché questa città non può vivere solo di turismo, assolutamente. Noi siamo, come ho detto, come dico tante volte, siamo un po' il sangue di questa città e Venezia è talmente bella che morirà della sua bellezza.